Allora, siamo al mercato ittico, qui c'è il dottor Venerucci, il direttore del mercato ittico, e ci fa piacere che i lavori stanno continuando per quanto riguarda i lavori di sistemazione della sala aste e il compendio, se vuole dire qualcosa di più preciso. Si tratta di lavori di completamento appunto della pavimentazione interna della sala aste, e la conclusione dei lavori è prevista entro il mese di febbraio. Sarà un periodo ovviamente di sacrificio, un po' di impegno per gli operatori che comunque con grande disponibilità hanno appunto già predisposto il nuovo disegno, il nuovo percorso appunto per l'ingresso del prodotto nel padiglione e poi per le vendite appunto di questo prossimo periodo, che ripeto sarà un periodo intenso perché contestualmente avremo lavori ma anche il mercato che continua assolutamente la propria attività, quindi ecco, periodo comunque di lavoro. Dottore, ascolti, qualche operatore ci ha detto, ma si poteva fare in un altro periodo durante per esempio il fermo pesca? Nel fermo pesca 2016 è stata realizzata la pavimentazione per i 2/3 appunto dell'interno, il lavoro residuo è stato rinviato a un momento opportuno che è stato considerato appunto questo di fine gennaio inizio febbraio, proprio il periodo immediatamente precedente alla campagna stagionale delle seppie. Ulteriormente poi, secondo anche le prescrizioni dell'ufficio veterinario, i lavori comunque saranno completati entro il mese di febbraio appunto. Quindi già a febbraio sarà tutto entro febbraio. Buongiorno. Allora, lei che è un operatore, cosa ci dice di questi lavori? I lavori speriamo che vadano fatti velocemente, siamo contenti che la Regione e la Comunità Europea abbia stanziato questi fondi, è importante che siano spesi in maniera rapida e siano utilizzati tutti a pieno. Speriamo che rispettino i tempi di consegna. Tempo febbraio. Con i tempi di consegna, perché dopo comincia la stagione delle seppie e abbiamo bisogno del mercato ittico operativo al 100%. Senta, qualche piccola critica? Almeno una critica, se no ci dicono che siamo di parte qui. No, non ho critiche da fare perché con la direzione, con gli operatori siamo tutti in buona, quindi non ho critiche da fare. Va bene, grazie molte. Arrivederci. Ciao, arrivederci.